Buongiorno Legnano, siamo in Piazza del Popolo, una zona di forti contrasti nella nostra bella città. A fronte di una ZTL rifatta alcuni anni fa, molto bella, la piazza soffre ancora di grossi problemi e soprattutto di alcune aree come quella dove siamo in questo momento che sono assolutamente sottoutilizzate e molto degradate. Per questo stiamo sviluppando un progetto che è ancora in fase di bozza, un progetto che mira a riqualificare la piazza incrementando gli spazi a servizio della popolazione che usa questa piazza e quindi aumentare la qualità della vita che possiamo avere, che possiamo trovare in questo punto di passaggio molto importante per la nostra città. Il progetto che stiamo sviluppando è un progetto che sicuramente va a riorganizzare anche i parcheggi. Sulla piazza oggi ci sono 19 stalli, di questi 19 stalli noi ne conserveremo 5 lato sud della piazza, andando effettivamente a perdere 14 posti che però recuperiamo cambiando la viabilità su Via Montanara. Via Montanara oggi presenta circa 40 parcheggi, poco meno di 40 parcheggi, che di fatto in molte ore della giornata, come anche in questo momento si può vedere, sono sottoutilizzati. Attraverso l'uso dei dischi orari e cambiando i sensi di accesso renderemo disponibili quindi 40 parcheggi a fronte dei 14 che si andranno a perdere. Inoltre Piazza del Popolo è una delle zone meglio dotate in termini di parcheggi di tutta la città e questo lo sappiamo, anche senza contare i parcheggi della stazione. In questa zona, nel raggio di poco più di 100 metri, ci sono alcune centinaia di posti disponibili. Un altro tema di cui si è molto discusso in queste ore è il progetto, lo stato del progetto. Il progetto in questo momento è ancora in bozza in quanto stiamo aspettando dei pareri tecnici, in particolare dall'agenzia che si occupa di trasporto pubblico locale, un'agenzia pubblica. Non appena avremo anche il loro parere, avremo finito di acquisire i pareri tecnici, il progetto, che oggi è ancora una bozza, potrà iniziare a essere discusso in quanto progetto effettivamente validato e a quel momento saremo noi i primi certamente a portarlo alla popolazione, a tutta la cittadinanza e a discuterne con voi.